a Meganizzardo, che adesso è Manosca, ma non tutto sempre scusato, quindi però ancora le cose italiane. Buonasera a tutti, benvenuti a Mamogliala. Siete qua oggi a partecipare a questo incontro sulla zona franca. Vediamo se sta sedendo ancora. Ecco, come vi dicevo, siete qua in questo incontro per capire che cosa sia la zona franca, di cui si sente tanto parlare, ma c'è qualche dubbio, che cosa sarà mai questa zona franca? Tutti ne parlano, ma di fatto c'è poca concretezza, no, nelle cose. Prima di cominciare l'intervento vorrei dirvi che fuori da qui c'è un tavolino per chi volesse iscriversi al movimento senza che faccia le cose, la procedura online, può farlo qui, c'è un tavolino fuori, può accomodare, quindi potete fare questo. Quindi dicevo della zona franca, abbiamo questo diritto da tantissimi anni che ce lo stanno nascondendo fin dal 1948, pensate. Grazie all'impegno della dottoressa Maria Rosalia Randazzo è di nuovo venuta fuori alla luce questa cosa, con il suo impegno costante, la ricerca delle leggi occulte che non ci vogliono far vedere ma che ci sono, e sono leggi di rango superiore a quelle che vi applicano per quanto riguarda i pagamenti. Ecco, allora io in questo momento cederei subito la parola alla dottoressa Maria Rosalia Randazzo, che è qui con noi, viene da Cagliari, così ci spiegherà lei per bene cos'è questa zona franca finalmente. Prego dottoressa. Grazie, buonasera a tutti. Chiedo scusa già Silvana, perché probabilmente se mi dovesse mancare la voce. Purtroppo sono reduce anch'io come tanti da problemi di influenza e quindi ancora la voce non è tornata chiara, per cui io non mi posso dilungare tanto, però voglio dirvi delle cose importanti e lasciare anche spazio agli altri che vorranno intervenire, soprattutto a fare domande per capire esattamente che cos'è questa zona franca, perché ci compete e che vantaggi ne abbiamo, anche perché oggi c'è una grande confusione. Avete letto sui giornali che ci stanno dando le zone franche speciali, le ZES. Nel Sulcis Iglesiente ancora hanno dato le zone franche urbane. Bene, quello che spetta a noi è tutt'altra cosa, perché sia le zone franche speciali che le zone franche urbane sono aiuti di Stato. Aiuti di Stato, lo sapete, sono vietati e sono dati soltanto in determinate circostanze e per un tempo limitato. Invece a noi sardi e alla Sardegna ovviamente compete la zona franca integrale al consumo. Poi vi spiego cosa vuol dire, perché siamo un'isola grande circondata da 450.000 km² di mare Mediterraneo. Io non ve lo racconto in miglia, poi c'è qualcuno che se vuole lo potrà dire, ma vi assicuro, cioè tutti lo sappiamo, che quando ci spostiamo dall'isola non abbiamo soltanto i costi del trasporto in aereo, in nave, la prenotazione da fare, il tempo utile, ma se non rientriamo in giornata abbiamo anche da pagarci l'albergo a Roma, a Torino, a Milano. Dire che zona franca, i corsi, per esempio, che non sono zona franca, ma la Francia ha dato i corsi, al popolo corso ha dato i vantaggi della zona franca, i corsi spendono per il tragitto aereo da Ajaccio a Parigi 20 euro ad andare, 20 euro a tornare. E questa è la vera, quella che chiamano continuità territoriale, quella che spetta a noi, perché, ripeto, siamo la più grande isola del Mediterraneo, isolata. Non solo, ma noi abbiamo un problema in più, un problema in più. Cioè, le zone franche vengono istituite per compensare uno svantaggio. Lo svantaggio qual è?
qual è il nostro svantaggio? Quello di essere un'isola grande ma spopolata. Essere un'isola lontana, cioè circondata da tanti chilometri quadrati di mare Mediterraneo, è un ulteriore problema. Ma soprattutto essere pochi in un'isola così grande, noi siamo pochi, 1,5 milioni di abitanti, poi in Sardegna, li troviamo in un grande quartiere di Milano, e chiunque faccia venda qualunque cosa sa bene che muoversi all'interno di un quartiere per trovare un probabile acquirente o muoversi all'interno della Sardegna è cosa ben diversa. Da Cagliari a Sassari ci vogliono 80 euro di benzina, ma penso che anche per voi Italia a Sassari più degli altri, delle altre regioni, li spendiamo perché? Li spendiamo perché abbiamo questa caratteristica, queste caratteristiche, isola lontana, isola a cui bisogna garantire la sociale, queste caratteristiche, di tutte queste caratteristiche per avere diritto alla zona franca legale al consumo, che è la stessa che hanno all'Igno, che hanno avuto per tanti anni in Valle d'Aosta. Qui abbiamo un amico che è stato in Valle d'Aosta e poi viene e ce lo racconta. La Valle d'Aosta, adesso ci dicono che la Valle d'Aosta non è più zona franca, è stata tanti anni zona franca. Poi loro hanno rinunciato, sono caduti in un tranello i valdostani, perché gli hanno detto: ma voi volete anche gli introiti del casino di San Messà, il fisco sugli introiti? Allora hanno detto: sì, li vogliamo. Bene, quando hanno avuto gli introiti del casino di San Messà, l'Europa si è mossa e ha detto: no, questi sono aiuti di Stato. Quindi hanno perduto quegli aiuti del casino di San Messà, ma hanno perduto anche la zona franca, che però poi è rimasta ovviamente, perché la benzina di riscaldamento perché questi sono i territori dichiarati zona franca, i fiscali, non pagare dazi doganali, le accise, da ogni tipo di tributo, cioè l'abbattimento del 90% dell'imponibile. Sapete che l'imponibile, il vostro commercialista lo sa molto bene, noi il 90% dell'imponibile si paga, ma non solo noi, tutte le zone franche del mondo, perché nel mondo ci sono, come ha detto l'amico, ha detto la normativa fiscale sulle zone franche è regolata dai regolamenti comunitari. I regolamenti sono sopra le leggi italiane, quindi gli stati membri dell'Europa sono obbligati a rispettarle, perché ripeto, non sono aiuti di Stato, spettano ai territori svantaggiati. I pensionati in Sardegna devono avere la pensione lorda senza ritenuta, non dobbiamo andare alle Canarie, alle Azzorre per poter vivere decentemente, basta venire in Sardegna. Tutti i pensionati italiani, quando lo capiranno, verranno in Sardegna, la terra del mondo, dove si vacanza e si può avere senza nessuna ritenuta. Anche i dipendenti pubblici non devono avere le ritenute che adesso hanno. Abbiamo capito, molto più basse, ma sono regole che valgono per tutti, come ho detto, regole armonizzate. L'altra cosa che mi preme di dire, tra i vantaggi importanti, siccome le zone franche sono state istituite per creare posti di lavoro, perché altrimenti in Sardegna, l'abbiamo visto, la Sardegna si è spopolata perché non c'è lavoro, i giovani scappano perché non c'è lavoro. Le zone franche servono a creare posti di lavoro, diamo vantaggi fiscali, di mese
lavoro, i giovani non si pagano. Non solo, le imprese italiane che vengono in Sardegna, che hanno anche loro hanno i vantaggi tali. L'abbiamo sentito da poco, la Fiat, andava a dire quando sentite della vita, dello fatto, anche in questo periodo che qualcuno potrebbe fraintendere, noi siamo congiunti, quelli che parlano che non abbiamo un partito, uno strumento di politica economica, il cucchiaio per mangiare la minestra, cioè io non posso prendere la forchetta per mangiare la minestra. Per creare posti di lavoro, per non scappare dall'isola, perché quest'isola la possiamo lasciare così, perché questa è l'ultima volta, guardate bene, perché questo diritto noi lo stavamo perdendo il 24 giugno del 2013 e lo stavamo perdendo senza aver saputo di averlo, senza aver saputo di averlo. Questa è una grandissima congiura, guardate bene, internazionale. Una grande congiura internazionale contro l'Italia e contro la Sardegna, questi e contro i franchi, dove vuole, senza chiedere autorizzazione a nessuno. Noi l'Europa non ci può autorizzare perché noi esistiamo prima dell'Europa. L'Europa è nata nel 1957, il nostro diritto economico europeo, quest'articolo, sapete cosa c'è scritto? Che la nascente comunità economica europea, di cui fa parte l'Italia ovviamente, l'unità che c'è, si impegnava e si impegna tuttora a rispettare il 1968 l'Italia ha comunque scrivetevelo, cercatelo. Io vi ho portato un documento, però vi invito ad entrare nel nostro sito che è www.zonafrancasardegna.com e troverete lì dentro tutte quante le indicazioni. Guardate che con riferimenti normativi, qualunque cosa io vi dica, c'è una legge a riferimento, meno questa ve la dico, ve la ricordo la legge. La direttiva comunitaria numero 69 è una direttiva fatta, intitolata Come si gestiscono le zone franche d'Europa, e a pagina 3 c'è un allegato, uno specchietto dove ci sono le zone franche e loro che esistevano, e ci sono le zone franche della Germania, la legge del 1940. Quindi noi abbiamo diritto a normativa fiscale dei residenti all'estero e per le agevolazioni, l'abbattimento del 90% dei riponibili, cioè noi dobbiamo pagare tasse solo sul 10% di quello che noi guadagniamo, il resto è lo Stato. E qualcuno dice, sappiamo, anche non è raggiunta, è uno scambio, una cosa che cambiamo con un'altra, no, è una cosa in aggiunta, ok? Deve essere in aggiunta, ma significa anche che quando io manderò quello che noi produciamo, qualunque cosa ci mettiamo a produrre in Sardegna, noi facciamo entrare la materia prima senza pagare l'IVA, e quando usciranno i nostri prodotti usciranno con IVA assolta, anche senza averla pagata. IVA assolta, perché questo vuol dire rendere competitivo il nostro prodotto, altrimenti non ci riusciamo. Il nostro prodotto deve costare di meno e dobbiamo invadere il mondo con i nostri prodotti e guadagnare nello stesso tempo, perché noi guadagneremo, perché i soldi, anziché darli al fisco, ce li dobbiamo tenere in tasca. Questo vogliono dire le zone franche. Ecco perché non può essere di nessun partito la zona franca, di nessuno. Ripeto, è uno strumento di politica economica. Il nostro interlocutore, tra parentesi, il nostro nemico, l'Agenzia delle Entrate, guardate bene, l'Agenzia delle Dogane, quelli sono i nostri veri nemici, guardate bene, quelli. E per legare le mani all'Agenzia delle Dogane, all'Agenzia delle Entrate, io vi ho portato un documento che spero venga distribuito a tutti, oppure lo avrete, si può scaricare anche dal sito, guardate bene. Si chiama Domanda di disapplicazione delle disposizioni normative italiane a vantaggio di quelle comunitarie.
perché la Sardegna è stata istituita zona franca con il decreto legislativo numero 75 del 1998, quindi 20 anni fa l'Italia e l'Europa, badate bene, perché chiaramente è stato concordato con l'Europa, l'istituzione che già sapeva che la Sardegna era zona franca. La Sardegna è stata istituita zona franca in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Sardo, statuto approvato con la legge costituzionale numero 3 del 48. Quindi questo decreto di attuazione della zona franca in Sardegna è un decreto di livello costituzionale, badate bene, non ce lo possono modificare con delle leggi, tant'è vero che ci stavano provando col trattato di Lisbona, dove c'è scritto che le zone franche istituite ma non attivate avrebbero perduto quel diritto. È bello far perdere un diritto senza averglielo manco detto che c'era. Bello, vero? Ecco perché parlo di grandi congiure contro la Sardegna. Mica ce l'hanno comunicato che noi era stata istituita la zona franca e che l'avremmo perduta. Ecco, quello che dobbiamo capire poi è, ripeto, i prodotti non possono entrare, i prodotti, l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, pastorizia, che fanno concorrenza ai nostri. Forse mi sono dimenticata di qualche cosa, ma adesso se voi le domande fatevi così. Che cosa? Il foglio. Ecco, vi devo parlare del foglio. Questo foglio, guarda, sono 2 paginette, ma con queste 2 paginette noi blocchiamo le mani all'Agenzia delle Entrate. Come gliele blocchiamo? Perché dovete sapere che esiste una legge, anzi 2 leggi sono, in effetti, in particolare la legge numero 15, no, l'articolo 15 del decreto legislativo 74 del 2000, è molto importante, lo trovate alla fine del discorso. Questo decreto legislativo del 2000, sapete cosa dice? Che non danno luogo a fatti punibili le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. Violazioni di norme tributarie. Noi abbiamo il decreto legislativo 75 del 98 che ci dice che le zone franche della Sardegna sono disciplinate secondo i codici doganali comunitari, quindi secondo la normativa europea, non secondo la normativa italiana. E poi abbiamo l'Agenzia delle Entrate che ci fa gli studi di settore secondo la normativa italiana, Piemonte, Lombardia. Quindi quantomeno siamo nell'ambiguità, quantomeno, ma la norma, noi abbiamo 2 norme che si contrappongono tra loro, norme tributarie. Quindi se io scelgo la normativa che mi è più conveniente, che guarda caso è quella delle zone franche, cosa mi può succedere? Mi deve dire che la cartina geografica dell'Italia è sbagliata, che non è vero che la Sardegna. Oppure mi deve dire che il decreto legislativo 75 del 98 è stato abrogato e noi non lo sappiamo. Non mi può dire altro l'Agenzia delle Entrate, perché tra l'altro questa stessa legge prevede, modificata di recente da una legge del 2015, perché l'Agenzia delle Entrate, se io mando questa comunicazione, prima di mandarmi una cartella mi deve chiamare e mi deve dire: scusa, per quale motivo tu mi hai fatto la dichiarazione di redditi che mi auguro a giugno tutti facciamo zona franca, convincendo i nostri commercialisti che ci devono, che non ci facciano continuare a sbagliare, perché sino ad oggi mi dispiace qualche commercialista presente, però purtroppo hanno sbagliato, è da 20 anni che stanno sbagliando. Allora, noi se stiamo sbagliando, l'unico errore che abbiamo fatto è che è sbagliata la cartina geografica, perché altri errori noi, oppure quel decreto legislativo 75 del 98 è stato abrogato, però noi se applichiamo la normativa, quella che ci compete, cioè quella delle franchigie fiscali, credetemi, non stiamo sbagliando, stiamo chiedendo allo Stato che rispetti la legge. Noi vogliamo pagare, non vogliamo essere considerati evasori, vogliamo pagare, ma vogliamo pagare il giusto, vogliamo pagare come si paga in tutte le zone franche, le isole, zone franche d'Europa e del mondo, dove si paga
con l'abbattimento del 90% dell'imponibile. Ok? Abbiamo capito che cosa Sinalogia ci è stato portato via, quante tasse in più ci hanno fatto pagare. La normativa è complessa, d'accordo? Ma noi, sia che siamo partita IVA e dobbiamo mandare la dichiarazione di intento, sia che siamo dei singoli cittadini o pensionati, solo così possiamo chiedere all'INPS che ci dia la pensione senza nessuna ritenuta, come si prende, come la prendono le Canarie, le Azzorre, tutte le isole, dove la gente scappa per poter avere una pensione dignitosa e con quella poterci vivere, non soltanto sopravvivere, privandosi di tutto il resto, se non del cibo, forse anche del cibo, anche del cibo. Aspetto le domande. Passo Ringraziamo la dottoressa Santazzi per il suo splendido intervento e sulla chiarificazione, come avete capito, della zona franca, che come ha detto lei è una materia complessa. Più avanti vedremo di capire meglio le cose. Vorrei fare un invito: ci sono delle sedie vuote lì, perché non le occupate? Ci sono gente in piedi, andate a sedervi. Sono vuote qua. Un'altra cosa, dovevamo avere il sindaco di Giave. Sta arrivando, vicino a noi. Sì. So che sta arrivando, era leggermente in ritardo per problemi suoi tecnici, arriverà poco in ritardo. Poi volevo dirvi che siamo in diretta streaming, l'ufficio stampa della zona franca sta riprendendo e trasmetterà sul canale YouTube la diretta di questo dibattito qua. Io vorrei ricollegarmi, potete vedervi a me perché io sono il moderatore, no? Quindi non dovrei dire niente. Io sono un maresciallo della Guardia di Finanza. Pochi anni fa, quando mi sono avvicinato tramite un amico che è qui presente in sala, dove mi ha fatto conoscere la dottoressa Rosalia Randazzo, anch'io, come tutti voi, ho sentito parlare di questa zona franca, però un pochettino da lontano, sai, quelle cose che le senti, ma come se non fossero importanti. E poi invece sono andato a vedere la normativa, che tra l'altro poi quando ero giovane l'avevo pure studiata, noi lo studiamo quando sono... Ed è il testo unico della legge doganale, l'ho detto tu, dove l'articolo 2 parla proprio di questo. Andiamo per ordine. Il nostro decreto 75 del 98 è un decreto legislativo che attua una legge di rango costituzionale, l'articolo 12 del nostro statuto. Ebbene, se il nostro territorio è extradoganale, e l'ho spiegato bene la dottoressa prima, ma voglio ribadirlo perché mi accorgo, parlando con la gente, che questa cosa, la nostra mente non è pronta a ricevere un segnale del genere, cioè il fatto che noi siamo all'estero, fiscalmente parlando, attenzione, non fraintendetemi, fiscalmente parlando siamo all'estero, di conseguenza l'Agenzia delle Entrate non ha nessun titolo di imporci qualcosa di legislazione italiana, perché la nostra normativa è quella più in alto, quella della Comunità Europea, dell'Unione Europea. Quindi all'articolo 2 cosa dice del testo unico del codice doganale, il TUR? L'articolo 2 dice che articolo 2,2 dice che i punti franchi, perché nel nostro statuto dice che saranno istituiti i punti franchi nel 1948. E l'articolo 2 di quello del TUR dice proprio quello, che sono assimilati alle zone extradoganali i punti franchi. E quindi siamo un territorio come Livigno, come Campione d'Italia, come le acque nazionali del lago di Lugano, nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio. Sono tutti territori extradoganali, il territorio di Gorizia, il territorio circoscritto, San Marino è comunque un
territorio, diciamo, extraordinario perché è uno Stato a sé, no? Però è legiferato, è Per questo... dall'IVA, dall'articolo Sì, sì, 71 sì, della legge sull'IVA. quello è vero, ma anche lo Stato del Vaticano, territorio extraordinario. Quindi a noi ci compete questa di normativa, noi dobbiamo cominciare a ragionare che siamo all'estero e che l'Agenzia delle Entrate non ci può cercare per questo. Tra l'altro, nei territori extraordinari non è l'Agenzia delle Entrate che è competente per materia, ma è quella delle dogane, l'Agenzia delle Dogane. Solo lei è titolare di questo, solo lei ha competenza ad esprimersi e finora non lo ha fatto, non ha detto niente, non è che ha detto non è cosa. Invece l'Agenzia delle Entrate è uscita l'altro anno con un comunicato stampa che non aveva titolo di emettere, c'è un sacco di cose che comunque sono sempre quelle normative che a noi non competono, compete un'altra normativa. Vorrei un attimo tranquillizzarvi, ci sono molti imprenditori qua, alzate la mano, chi è imprenditore? Tranquilli, non succede niente. Alzate la mano. Anche se finanziare non fa male. Quando di solito parlo degli imprenditori, perché parlo sempre di questo, perché dobbiamo pubblicizzare questa norma, perché la gente non la conosce, non la conoscono gli imprenditori e vedo, mi accorgo poco anche i consulenti e i commercialisti, perché hanno studiato quell'altra e quella la conoscono bene, però questa è un'altra cosa. E mi dicono, Antonio, te lo dicevo, guarda che faccio bene sotto la Guardia di Finanza, però lo dicono tutti, non è che è inutile che tu giri attorno, noi facciamo una dichiarazione di intento, eccetera. Allora, per gli imprenditori vorrei che vi tranquillizzaste in questo senso. Prima di tutto dovete fare la dichiarazione di intento. Perché serve la dichiarazione di intento? La dichiarazione di intento serve per il commercio con l'estero. E siccome abbiamo già detto che noi siamo all'estero, serve quella per essere in regola. Perché non è che vi mandiamo allo sbaraglio dicendo fai la dichiarazione di intento, non acquisti e vendi senza IVA, tutto a posto, così, perché ce lo siamo inventati. No, non è così, perché ci stanno le norme da rispettare. Quindi con la dichiarazione di intento voi siete in regola una volta fatta per poter acquistare senza l'IVA, sia che compriate se siete al muro da un'azienda di Cagliari, sia che comprate da una di Roma o che comprate da una di Berlino. Perché loro, quando vi emettono la fattura senza IVA, devono avere la pezza d'appoggio, si dice, giusto? Insomma, pezza giustificativa. E qual è? La vostra dichiarazione di intento che dovete spedire al vostro fornitore. Gliela dovete fornire, se no lui non riesce a fare. Quindi, quando gli avete fornito questa, lui è a posto con la fattura, ha un successivo controllo, e anche voi, perché avete dichiarato, in vostra dichiarazione, che state operando il regime di IVA non imponibile. Attenzione, non è IVA esente, come qualcuno la chiama, perché sono fattispecie specifiche dell'IVA che non rientrano in questo. Si chiama IVA non imponibile. Perché non è imponibile? Quindi, essendo il presupposto dell'IVA la territorialità, siccome siamo all'estero non c'è il presupposto e quindi l'IVA non è imponibile. Avete capito adesso? Ho spiegato bene, sono stato chiaro? Allora, c'è un'altra cosa importante. Quando il commercialista, perché lo so che lo dicono, tu fidati della randaccio, poi tra 5 anni vengono a portarti via la casa. Allora, siamo riusciti a trovare anche una soluzione per questo. Cioè dovete dire al vostro commercialista, guarda che noi abbiamo chi ci assicura contro eventuale contenzioso. Noi, cioè, abbiamo delle compagnie, tanto per fare i nomi, Lloyd di Londra, mi sembra che sia una compagnia seria, il massimo, sono broker. Allora, noi abbiamo dei broker, cioè compagnie che assicurano e riassicurano le assicurazioni, che sono pronti a scommettere su di noi, nel senso che ogni imprenditore può stipulare una polizza assicurativa per un eventuale contenzioso e le spese dell'avvocato, legali ovviamente, le spese legali, le paga l'assicurazione. Se proprio uno volesse mettersi tranquilla, perché quello di cui abbiamo paura tutti quanti è che non sappiamo il quanto dura il contenzioso.
perché purtroppo le commissioni tributarie, i tribunali hanno tempi biblici, quindi si sa quando si comincia e non si sa quando si finisce. Quindi arriviamo poi addirittura a tempi talmente lunghi e dilatati che costa di più la parcella dell'avvocato o del commercialista che non il debito tributario. Allora, la parcella dell'avvocato o del commercialista ce la paga l'assicurazione. Ma questo ve lo sto dicendo perché lo dovete dire al vostro commercialista. Cioè è talmente credibile il nostro diritto, lo conoscono all'estero. Cioè che la Sardegna, se tu poi entrate in Wikipedia, sapete cos'è Wikipedia? Voi giovani ce ne sono, Wikipedia. C'è indicata la Sardegna, lo sapete? Ci sono tutte le zone franche dell'Europa e c'è anche la Sardegna. C'è scritto a fianco, istituita ma non attivata. L'abbiamo capito? Wikipedia, cioè lo sanno nel mondo che noi siamo zona franca e noi sardi non lo sappiamo e continuiamo a pagare, a dissanguarci, a fallire. Perché guardate che qui il problema è quello della sopravvivenza, perché non è che abbiamo altre alternative. Le imprese sono ormai allo sfinimento, non ce la fa nessuno a sopravvivere. Ma poi scusate, chiunque lavora sa perfettamente che a fine gestione mi deve rimanere un utile. Non è che per pagare le tasse io mi devo indebitare. L'utile d'impresa, il risparmio, come faccio io a modernizzare la mia azienda, ad essere competitivo in un mondo globalizzato? Perché guardate bene che i trattati, vi ho detto il trattato di Roma, il trattato di Lisbona, sapete perché vengono istituiti, nascono? I trattati tra gli stati, perché nascono? Per garantire la libera concorrenza, per garantire le leggi del mercato, cosa che noi non abbiamo. Noi siamo in libera concorrenza pagando tutte quelle tasse, secondo voi? A chi possiamo? Ci siamo spopolati per questo. Più chiaro di così, lo spopolamento perché sono state violate le leggi sulla libera concorrenza. Quindi chi è colpevole? Non siamo soltanto noi, commercialisti, volete... I politici, lo possiamo dire, tutti i politici di qualunque colore, lo posso dire, non ne salvo neanche uno a questo punto, neanche uno, tutti, ma anche le istituzioni, anche commissione tributaria, badate bene, io ho lavorato diretto l'ufficio di segreteria della commissione tributaria 20 anni, in commissione tributaria il 95% delle sentenze a favore dell'ufficio contro i contribuenti, bisogna andare in regionale per avere ragione. Mi sembra normale una cosa di questo genere? Con le agenzie delle entrate dove ci sono i falsi dirigenti, non sapete questo? Che dentro l'agenzia delle entrate ci sono dirigenti falsi, non ce n'è uno vero. Sono tutti vincitori di concorsi interni, pochi. Tutti gli altri sono semplici impiegati. Ma non perché lo dice la dottoressa Landaccio, perché ce lo dice la Corte Costituzionale con una sentenza, la numero 37 del 2015, dove dice che su un organico di 1200 dirigenti, 800 sono solo semplici impiegati che non possono sottostare al debito tributario. Me lo dice la dottoressa Randaccio, che era un intendente di finanza assunta tramite pubblico concorso. No, l'iscrizione al ruolo del debito tributario non lo può fare chiunque. Le mani in tasca me le deve mettere una persona onesta, ok? Chi mi dice che sono un evasore me lo deve dire perché è una persona onesta per me. Non può essere un usurpatore di pubblici poteri come i semplici impiegati che fanno i dirigenti dentro l'agenzia delle entrate. È chiaro questo concetto. Quindi noi abbiamo in aggiunta anche questa storiella, che eravamo riuscite, qui c'è il signor Simola, quante cartelle abbiamo bloccato e annullato con la storia dei falsi dirigenti. Poi ci hanno tolto addirittura l'articolino, la lettera dove ci potevamo appigliare a questo, lo sapete? A noi ci seguono, non è che siamo degli sconosciuti. Alla presidenza del Consiglio dei Ministri ci conoscono, lo sanno quello che facciamo. Quindi adesso io non lo so che con questa letterina che noi gli mandiamo cosa potranno fare. Io vi racconto quali sono i nostri diritti. L'unica cosa che vi posso dire è che dobbiamo essere veramente tutti insieme, lotus pari, per essere tutti insieme, quantomeno mandare questa lettera e dire noi abbiamo capito che abbiamo diritto a pagare meno tasse di quelle che ci state facendo pagare.
Meno tasse significa anche far veramente rinascere l'economia della Sardegna. Di che cosa mi sono dimenticata? Dai, Quella lettera gliela porto io, mi dice, mi date l'indirizzo per portare. tutti, c'è l'indirizzo, via Baccaretta numero Ma non 26. sarebbe l'ora, Ognuno anziché la- morderci la coda, andare intorno così, cambiare tattica. Bisogna cambiare tattica, solo le chiacchiere non bastano più. Io ne abbiamo mandate Qui bisogna più. organizzarsi. Scusa, pregherei il pubblico di non interrompere l'oratore. Poi le domande le facciamo dopo, grazie. Sì, allora le domande dopo, adesso ho capito perfettamente, certo. Io lascio la parola al signor Chessa, adesso. Scusate, io non avevo concluso, devo stressarmi ancora. La storia dell'assicurazione però è importante. Perfetto. Come avete capito, questa la storia dell'assicurazione che ha raccontato con la personalità è un'ulteriore sicurezza. Però io stavo continuando per tranquillizzare gli imprenditori. Ma giusto per chiarirci un attimo, cioè, ma quale sardo più folle al mondo vuole far pagare il 90% in più alla sua gente, ai suoi fratelli, ai suoi cognati, ai suoi amici? Cioè, giusto per chiarirci un attimino, perché mi sembra che qui siamo proprio sul mondo della luna, cioè, per quale motivo? Perché cioè io naturalmente sono schierato politicamente, ma chiaritemi voi. Stiamo qui per Voglio questo. capire questo, il perché, come le sceicchini. Un attimo solo, abbiamo detto che Giusto per chiarirci, no, Vax, per chiarirci in modo scientifico. lei chi è, per esempio? Prego Pispoli. Franco Pispoli di... 120. Lo dico. Sabina, per minore che tu proprio vincendo. Non è vero. Ah, giusto per non comprendere. Allora, stavo dicendo, poi parliamo dei sindaci, giusto dottoressa? Poi parliamo dei sindaci e di quello che compete alla giunta comunale, al sindaco della giunta comunale. Adesso stavo tranquillizzando un attimo gli imprenditori. Quindi ero arrivato che, mi sono un attimo perso, ero arrivato che arriva la Guardia di Finanza per il controllo. La Guardia di Finanza, come sapete, è un corpo militare, è un ordinamento militare, è un corpo fiscale, quindi può fare controlli, ispezioni, accessi e verifica anche in casa vostra. Quindi non è che potete opporvi. Quindi quando arrivano per fare un controllo, quando avete fatto quello che vi ho detto, la dichiarazione di intento, state operando bene, perché la fatturazione va fatta ma correttamente, loro non potranno fare altro che prendere atto di quello che state facendo voi. Certo, ci potrebbe essere qualcuno che magari può contestare questo, no? Potrebbe contestarvi, no, e allora vuole recuperare tutta l'IVA che voi non avete versato, eccetera. Voi lasciategli fare quello che deve fare, il verbale, faranno un verbale di constatazione, dice, perché tempo fa, quando la dottoressa Randazzo adesso ha accennato ai falsi dirigenti, è collegata la storia con la Guardia di Finanza, perché dopo che hanno fatto i falsi dirigenti, hanno spodestato i veri dirigenti, la dottoressa Randazzo ne sa qualcosa perché ne ha subito le spese lei di questa usurpazione, quindi hanno promosso quelli che facevano le fotocopie, li hanno promossi i dirigenti li hanno attaccati a semplici impiegati. Questo l'hanno fatto per rubarci tutto il patrimonio pubblico, ce lo sono rubati con questo. Sono falsi così, sono messi lì, non capirono, fanno firmare un documento, lo firmano e siamo fregati. Con la Guardia di Finanza non potevano farlo questo, perché noi passiamo tutti tramite concorso pubblico. Allora che cosa hanno fatto? Dopo se ne sono accorti e gli hanno tolto il potere di accertamento. Noi eravamo come l'agenzia delle entrate, no? Accertavamo direttamente, invece ci hanno tolto il potere di accertamento in campo fiscale questo, stiamo parlando sempre in ambito fiscale, non scordatevelo. Perché se la Guardia di Finanza arriva da voi e non vi trova in ordine che non avete pagato il contributo al dipendente o non siete a posto con le regole sanitarie, la sanzione va beccata, questo è un altro discorso. Quindi arrivano e fanno il controllo, se qualcuno vi contesta, stavo dicendo, il verbale verrà fatto questo di constatazione, non di accertamento. Constatazione, saranno indicate le sanzioni che dovete pagare, eccetera, eccetera, e poi di solito no, vi chiedono, ha qualcosa da dichiarare? Vero, ve lo chiedono? Quando vi chiedono questo, di solito voi che cosa fate? Io ho solo esperienza, l'ho fatto da tanti anni, dichiaro nulla, di solito voi scrivete così, e questo non è una giustificazione. Invece voi dovete dichiarare la vostra giustificazione, perché io dichiaro
lo fate scrivere nel verbale, che non sono d'accordo con quanto state scrivendo voi qua, perché io sto agendo in base alla normativa comunitaria che è superiore a quella che mi state contestando nel verbale, e quindi è illecita la vostra, come, e vi allegate, come da dichiarazione di domanda di disapplicazione che presenterete all'Agenzia delle Dogane e per conoscenza all'Agenzia delle Entrate, perché la titolare è quella delle Dogane, e poi gli allegate anche quindi allegato numero 1, ci scrivete, bene, e poi allegato numero 2 l'escursus normativo che chi si iscrive al movimento avrà, e se lo terrete pronto per quello, lo allegherete al verbale e lo firmate naturalmente. Fatto questo, quando arriva all'Agenzia delle Entrate per il successivo accertamento, avranno una pezza giustificativa, come vi dicevo prima, no? Se il verbale c'era scritto nulla, quello lo manda avanti. Se invece vede tutta la normativa allegata, magari lo blocca lì, lo archivia, si dice, no? Ma se ancora insiste, solerte funzionare, lo vuole mandare avanti, sappiate che, come ha già appena detto la dottoressa Randazzo, i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate non possono emettere il titolo di ruolo della cartella, non possono firmarlo perché non hanno il titolo proprio per questa sentenza. Di conseguenza, quando arriva a casa gli si scrive 2 righe che cosa lei desidera. Lei non è titolare di scrivere questo. Quindi siete tranquilli 2 volte, uno per questo che vi ho spiegato adesso, spero di essere stato chiaro, e l'altro perché c'è anche l'assicurazione, non so quanto costerà, poi questo sarà compito nostro fornirvi le indicazioni esatte di come procedere. Comunque è un'ulteriore sicurezza. Guardate che se un'agenzia del genere scommette, cioè nel senso paga accetta un'assicurazione del genere, vuol dire che ha già studiato questo. Poi le agenzie di assicurazione non è che vanno al buio così, loro si informano prima, e quindi il titolo ce l'abbiamo, perché è un titolo del rango superiore, come si diceva, no? Il rango superiore, sapete, la gerarchia delle fonti, la sapete qual è? Sì. Gerarchia delle fonti adesso abbiamo i trattati internazionali per prima cosa, del quale l'Italia tanti anni fa ha perso la sua sovranità. Noi pensiamo, anzi quasi tutte le persone credono che siamo in uno Stato vero, sovrano, non è vero niente. L'Italia è una corporation privata dal 1933, pensate, in tempi non sospetti, ed è iscritta alla SEC americana, la SEC, la Security Exchange Commission, al pari della Coca-Cola o della McDonald's, e quindi il suo, non mi viene la parola, noi siamo la sua merce, noi siamo la sua merce. Questo qua, giusto per capire dove siamo. Allora, i trattati internazionali, dicevo, vengono prima di tutte le leggi italiane, quindi trattato quello che abbiamo firmato nel 1933, trattati voi per noi il Trattato di Roma, il Trattato di Lisbona, eccetera, eccetera, e quindi vengono prima, sono superiori alle nostre normative, alle leggi italiane. Dopo viene la Commissione europea e sui diritti derivati, quindi regolamenti direttamente applicabili nel nostro ordinamento. Quando c'è un regolamento comunitario si applica immediatamente, e il nostro articolo, il nostro decreto legge regolamento 29.3 del 92, e quindi è superiore. Poi vengono le direttive che hanno bisogno della rettifica, eccetera, eccetera, poi la Costituzione italiana e le leggi costituzionali come lo Statuto Salvo è al 6° livello, e poi tutte le altre leggi. Quindi quando voi pagate le imposte, io le chiamo imposte perché c'è una grossa differenza con le tasse, che ci fregano anche su questo. Le tasse sono un servizio, le imposte devi pagare punto e basta, e quasi tutte sono imposte, ce ne sono poche di tasse, ma comunque così le chiamano. Vi viene applicata una normativa di rango inferiore. Quindi c'è un abuso qua, c'è qualcosa che non quadra, stanno applicando la normativa non corretta, non corretta. Quindi bisogna correggere questa cosa. L'Agenzia delle Entrate in primis, ma soprattutto quella delle dogane, dovrà porre rimedio per non a questa, vero? Vediamo prima.
Allora, io per adesso mi fermo qua e vorrei far parlare adesso un imprenditore che ha già fatto, un imprenditore come voi, viene da San Mugheo, ha già fatto la dichiarazione di intento e lui sta già operando in regime di IVA non imponibile. Se può venire qua, se la sente, poco a poco a dire due parole ai suoi colleghi imprenditori. Emanuele Mura di San Mugheo. Allora, presentato per cui volevo fare prima una domanda che mi pare importante alla dottoressa Randaccio per quanto riguarda i vantaggi che possono avere gli allevatori e gli agricoltori. Allora, se ci sono degli allevatori e agricoltori sanno che noi operiamo in regime speciale agricoltura e pesca, a meno che non scegliamo diversamente. Vabbè, finito. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, poi io prendo da lui perché ho fatto tanti chilometri e devo rientrare a mezza, se non sto bene. Allora, inizio subito col presentarmi, sono il sindaco di Giovane, l'avete capito, sono Valentina Nientauras e i miei colleghi sindaci dove sono? Alzino la mano, sindaco di? Basta? Bene, allora avrete seguito dai giornali, dai mass media che io ho iniziato il mio percorso il 17 novembre del 2017 approvando lo schema di regolamento dei diritti speciali. Quindi ho proseguito con le altre delibere. Intanto ho iniziato perché me l'hanno chiesto gli imprenditori. Noi abbiamo una zona industriale che sta proprio sulla strada statale 131 e gli imprenditori mi hanno chiesto come mai non ero ancora attivata con la zona franca. La zona franca era un discorso, un tema sconosciuto, ma per me come per tanti altri, come immagino anche per tutti i miei colleghi, perché e li giustifico, perché io mi sono messa veramente a studiare questo tema giorno e notte perché volevo capire effettivamente quale fosse la vera verità di questa zona franca. Io avevo sentito la Randaccio, ho sentito parlare della Randaccio e poi mi sono vista tutte le leggi dal 48 a oggi che dicono che la Sardegna è zona franca. La Sardegna è una grande isola, un'isola circondata dal mare, svantaggiata, che ha diritto ad avere questi vantaggi fiscali e queste agevolazioni, perché ora come ora qui non si vive, stiamo sopravvivendo, ma le persone, le semplici persone come i pensionati, gli imprenditori agricoli, le imprese, tutti quanti, mentre applicando queste norme che detta la zona franca arriveremo sicuramente a un rifiorire della nostra economia. Io questo lo penso e ci credo fermamente. Chi ha parlato di fantasia, e forse ancora voi sindaci, colleghi, pensate alla fantasia, il primo. La prima cosa, noi abbiamo giurato fedele anche al nostro popolo. E se c'è una possibilità per far stare bene la nostra gente, perché non gliela devo dare? Che cosa me lo impedisce? Che cosa sto rischiando? Io non sto rischiando nulla. Io ho fatto una libera, io non posso fare niente. Perché devo dire no alla gente? Perché se c'è una sola cosa che posso fare, non la faccio. Io vado avanti. Io anche ieri ho iniziato un corpo di delibera più importante, perché io sto andando a fare la delibera che contempla le sanzioni. Ieri ho incontrato un responsabile della Polizia Nazionale, non ho incontrato il mio distributore, si trova sulla strada statale 131, quindi è l'unico distributore che ricade nel mio territorio, in zona ricadente in territorio di Giave.
Quindi tutte le lettere, intanto tutte le delibere sono state mandate a tutti gli enti, a tutti, alla comunità, alla Commissione europea, alla regione, alle dogane, all'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera. Sapete chi ha risposto a oggi? Forse avete seguito gli articoli. Allora, ha risposto l'Agenzia delle Entrate con una lettera che non è indirizzata a me, nell'atto, in una comunicazione ufficiale, come si fa generalmente, c'è un numero di protocollo e una data. Ahimè, in questa lettera non c'è né il numero di protocollo, da dove arriva, né una data. È firmata almeno. Guardate, dice, vabbè, firmata digitalmente, e vabbè, e ci sta. Ma deve la cui ma questa lettera sta arrivando dai miei. Che cosa è? Cioè, i miei dipendenti mi hanno detto, il responsabile del servizio mi ha detto, niente. Ma ho detto, ditemi se è arrivata veramente dalla PEC dell'Agenzia delle Entrate. Sì, è arrivata dalla PEC dell'Agenzia delle Entrate. Benissimo, e tu come l'hai protocollata se non c'è un protocollo? Oh, una che effettivamente già un po' vita, però una po' vabbè. A chi è indirizzata? Non è indirizzata a me. Bene, Guru, non è indirizzata al sindaco di Giova. Come io ho mandato una PEC e tu mi risponde se per conoscenza mi presento a Mende a Roma. Vabbè, l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, la direzione regionale risponde che manda tutto a Roma per tutte le mie delibere, per farle vedere a Roma e poi per darci ancora, per conoscenza e per darci ancora delle risposte. Nico Penna Barbaglia rappresentava l'ordine dei commercialisti che si dovevano ancora riunire. Bene, la regione non si è sentita. Ho mandato una comunicazione, quella che avete visto voi su internet, che è volata così su internet, che ha fatto scoppiare la bomba. Non era un'ordinanza, come erroneamente è stato detto, era una semplice comunicazione. Non mi potevo mettere a fare un'ordinanza, ma siamo pazzi, cioè non lo potrei mai fare, perché un'ordinanza si fa in altri casi che i miei colleghi sindaci ben conoscono. Ho mandato una semplice comunicazione per dire, guardate che nelle delibere 112 e 119 di dicembre 2017 abbiamo detto, mandata la comunicazione alla Kuwait, che in base alle norme della zona franca vorremmo il gasolio, il petrolio e la benzina senza IVA e senza accise. Avete visto come l'Unione Sarda ci ha fatto proprio quello schema dove 54 centesimi è il prodotto, vero? Più ci sono aggiunte le accise, l'IVA e se ne va a 1,70 €. Vabbè, è assurdo veramente. E allora io mi dico, ma se veramente questo ci spetta, perché non ce lo prendiamo? Perché la Sardegna non se l'è mai presa da molto? Io, guardate, non ho fatto nulla, mica sono andata in questa bomba senza neanche capire cosa veramente stesse succedendo, perché la delibera, uno, era fatta dal 17 di novembre, io all'Unione dei Comuni vado sempre, come tutti noi. Andiamo, nessuno, era uscito un articolo, l'articolo relativo alla delibera pubblicata il 17 di novembre era uscito proprio a fine mese, i primi di dicembre, e nessuno mi ha detto niente, nessuno mai mi ha chiesto, cioè. L'articolo diceva la Nuova Sardegna, perché poi la Nuova Sardegna si critica. Già Franca, un titolo grande così, davanti a Piazza, già bisogna Franca, vabbè. Certo che la sogno, perché oggi come oggi chi è che ha detto che vuole la zona franca? L'abbiamo sentita in campagna elettorale nel 2014, premetto che io non sono in campagna elettorale e ho rifiutato 4 candidature a partiti diversi tra collegi uninominali eccetera, ma io non sono in campagna elettorale e non mi interessa la campagna elettorale. Nessun motivo, gliel'ho detto, per nessun motivo la campagna elettorale non mi interessa. Però ora, siccome mi ci sono trovata dentro, mi interessa avere delle risposte, giusto? Io le risposte non le voglio per me, ma le voglio per tutta la Sardegna. Perché? Perché per tanti anni, per 15 anni, la Sardegna è rimasta ingessata a questo discorso della zona franca. Ma questa povera donna, sono 20 anni che fa vedere di questa zona franca, ma non lo avvelenarle. Se veramente la Sardegna potrà mai essere zona franca, sì o no? Allora io che cosa chiedo? In base a tutti gli atti che ho fatto, che mi rispondano. Addirittura ho fatto la richiesta di un tavolo tecnico. Nel tavolo tecnico chiedo di sederci
tranquillamente, serenamente, con i nostri amministratori, che noi seduti abbiamo votato, giusto? Allora sediamoci, parliamone. Diteci con la legge, con gli atti, perché finora con il decreto 75 del 98, con la Corte Costituzionale, con 114 del 2013, con cui anche Cappellacci, con cui tutti noi abbiamo fatto gli atti. Perché se ci pensate? Nel 2013 abbiamo fatto due delibere, prima l'ha fatta l'Unione dei Comuni, poi hanno chiesto a noi. Io sedevo i banchi della minoranza nella scorsa legislatura, ma ho fatto l'assessore dal 95 al 2005, sono stata candidata 2 volte alla provincia, una volta alle regionali, 5 anni di CDA a Cagliari, assessore quando c'era la comunità montana, eccetera. Quando mi minarano, ma Valentinetta sta arrivando, Valentinetta non sta arrivando da nessuna parte, non sta arrivando da Esaluna, io a politica la vedo, intanto che sono l'ultima ruota del carro, però quando qualcuno si muove ci deve credere nelle cose e io ci ho sempre creduto in quello che ho fatto. E guardate, i miei cittadini e la mia gente che il mio territorio mi conosce, quando qualcuno mi telefona, ma pinco palla qualsiasi, chi non conosco manco Pugliese, che mi dice che ho un problema, guardate, io subito, perché mi vuole il cuore, perché c'è talmente tanta gente che oggi sta soffrendo, c'è talmente tanta crisi, figuriamoci se non mi faccio una delibera sulla zona franca. Poi chi vuole vita, non me ne importa nulla, chi vuole critichi, Facebook, ma Dio manco io, non mi interessa proprio, cioè le critiche non mi interessano, perché io continuo ad andare avanti, perché ci credo, perché credo che una donna come la Randaccio, che è stata responsabile di un ufficio dello Stato, ma io non penso proprio che si deve andare in giro a raccontare frottole, quello che sta dicendo è vero. E allora, perché i politici prima hanno parlato di zona franca e oggi mi propongono le ZES? Ma cosa me ne faccio delle ZES? Se vi state ascoltando, delle ZES non ce ne facciamo nulla, perché sono temporanee e perché la Sardegna deve avere il diritto di zona franca per sempre, se tutti ci uniamo, se tutti ci uniamo. Comunque, per quanto riguarda me, ritorno alle delibere del 2013, perché ho fatto un piccolo excursus. Ti faccio ridere, collega? Ah? No, perché ti vedo sorridente, questo sorrisino lo vorrei interpretare. Forse perché ancora non conosce. No, la Randaccio, Mario Melis, io ho 3 anni, sono 3 anni Mario Melis parla di zone franche. È vero, bravissimo. Avete visto la testimonianza? È vero, Dando. È vero che ci hanno sempre parlato di zona franca, appunto. Perché non l'hanno mai voluta fare, è vero? Perché per pagare il 90% Perché viene marcato Esatto. dalla politica, cosa è contente? Ascoltate, allora io dico questo. Allora, se nel 2013 240 comuni della Sardegna, compreso Zumbeto, abbiamo approvato l'istituzione della zona franca in consiglio, perché poi non se ne è più parlato? Perché Cappellacci ha lanciato e poi non se ne è più parlato, poi dice vabbè cambiamo governo, cambiano gli amministratori e non se ne parla più, ma non è vero. Se ci deve essere un discorso continuo, ci deve essere una continuità nelle cose, perché noi sardi non possiamo essere lasciati così allo sbaraglio, o presi in giro tanto meglio, perché io mi sento presa in giro, perché se questo diritto mi spetta, mio marito è marcato 6 anni fa, ok? Era un marmista, un'impresa nella zona industriale di Bonova. E lo so io cosa ho dovuto portare avanti in 6 anni, da sola. Questo perché le aziende oggi stanno sopravvivendo. E io in base a questo, in base alle sofferenze che ho visto, vado avanti, perché chissà quante persone ci sono che hanno l'impresa come me, anche grandi imprese riescono ad andare avanti. Cosa fai? Chiudi? Ma no, continuo, sai, ma questo provo non lo faccio, questo lo faccio, ma l'IVA, gli studi di settore, per carità, da ammazzarci, cioè non se ne esce più. Ma allora cosa dobbiamo fare? Quindi io nella zona franca ci credo. Penso che con la delibera che ho fatto ieri e che perfezionerò in settimana andrò avanti. Ho avuto certamente una grande soddisfazione, la Kuwait nazionale.
ci siamo messi in contatto avantieri, mi ha chiamato il responsabile di Roma, da Roma il responsabile per la Sardegna, una persona in gambissima, mi ha detto guardi sindaco, vengo a trovarla intanto la prossima settimana, ma noi siamo talmente contenti di questo progetto che le staremo a fianco, proprio se avete bisogno anche di qualsiasi supporto legale, noi siamo pronti. Io sono rimasta veramente noi lavoreremo 20 volte tanto, perché immaginate, non è già il piccolo paesino, ma il distributore sulla superstrada, sulla strada statale 131 e non ne trovi altro dall'uscita di Sassari fino a Macomer e oltre. Quindi chi è che usufruirà dello scopo? Naturalmente i cittadini, residenti, però si parla anche di un raggio di 20 km da Giave nel raggio di 20 km. Ora io, quando mi avete visto, silenzio per favore, tanto finito, quando mi avete visto al distributore con la pompa della benzina, io lo fidavo andare, poi tutti mi hanno telefonato e mi hanno detto Antonietta, ti stanno tutti aspettando, silenzio, tanto ho finito, 2 minuti. E allora ho detto, ma io non ci vado, tanto lo sapevo, no? La benzina l'avrei trovata a 1,70 €. No, vabbè, ma ci vuole la scheda carburante. Tanto che regalo non ne arriva nessuno, datemi la scheda carburante, poi lo scrivo, buongiorno. Guardate, io sono venuta qui per fare il gasolio, per mettere il gasolio, però so benissimo, gli ho spiegato al benzinaio, poverino mio amico, ma ho messo di nome, datemi una foto, perché la voleva Francoferrando, di Violina che aveva visto quel servizio. Una mia amica mi ha scattato la foto, questa fotografia ha fatto il giro del suo mondo, ma lo sapevo bene che il gasolio loro non si possono muovere finché non arriveranno risposte dagli enti preposti. E la lettera dice, la frase più bella è questa: finché non avremo risposte dagli enti preposti o da lei. O da lei. Quindi ho detto, cosa facciamo? Noi andiamo di pari passo con lei, quindi decideremo insieme il da farsi. Perché è un vantaggio per noi ed è un vantaggio per voi. Quindi la prossima settimana verrà a trovarmi. E ieri mattina è venuto anche il gestore, ancora non ci eravamo visti, nonostante siamo da a un chilometro di distanza, è venuto da me, molto contento, mi ha detto guarda, noi non abbiamo mai parlato con nessuno, mai male di questa cosa, mai male di te, gli ambienti di fai delle male. Io ho fatto le delibere. Poi, quando prima vi ho detto che era uscito l'articolo sul giornale che diceva Giove sogna la zona franca, non è vero quindi che nessuno lo sapeva, lo sapevano tutti. I miei colleghi sindaci lo sanno, ognuno si fa le sue delibere, non è che le delibere io le prendo e le porto in unione dei comuni o le porto in giro, io l'ho fatto voi, io ho fatto tante cose, la ZPS l'ho fatta io, l'avete letto sul giornale, no? Vabbè, è andata avanti con la ZPS, io mi sono fatta la ZPS, 180 ettari di ZPS che mi porterà dei benefici. Poi pubblicità, non me ne importa nulla, l'importante è che il mio territorio ce l'abbia, ma tante altre cose. Quindi dico, non mi sento in colpa di niente, di non aver avvisato. A chi è? Ho chiamato Emiliano Deiana, gli ho detto che gli mandavo la comunicazione del tavolo tecnico e gli ho detto ti vorrei con me. Emiliano, il giorno del tavolo tecnico ti vorrei con me per discutere questo, perché è giusto, perché lui ci rappresenta, è vero, rappresenta tutti i comuni della Sardegna. Vabbè, quindi gli ho detto verrai con me al tavolo tecnico. Sì, ma niente, verrò con te. A ore, 15 giorni sono passati al tavolo tecnico, non vanno a giocare mai, figuriamoci. Però poi vedendo il comunicato dell'ANCI, mi è piaciuto il comunicato dell'ANCI, però ripeto, noi non vogliamo né la zona franca urbana né le ZES, noi abbiamo diritto alla zona franca. Allora io con queste altre libere andrò avanti. Intanto integrale, extradoganale, al i 30 giorni sono passati, nessuno si è sentito, non ha risposto nessuno. Quindi, ma sono passati più di 30, perché la prima delibera abbiamo detto che risale al 17 di novembre, quindi è passato molto più tempo. Quindi io penso che qualcuno avrebbe dovuto comunque rispondere. Allora io vi ripeto che aspetto con serenità
una risposta da parte degli enti preposti, dei nostri enti. Se è una risposta positiva, che finora nessuno si è pronunciato, ma non mi è sembrato neanche di sentirne in campagna elettorale, se non da qualcuno che ha fatto delle dichiarazioni, eccetera, l'ho dichiarato ufficialmente, ma comunque io aspetto delle risposte, però se la risposta che arriva dovesse essere negativa, allora io voglio che la mia risposta sia superata da carta, ma da legge però, non Papilu come hanno risposto sui giornali. Sì, vabbè, noi abbiamo già risposto a tanti interpelli. Sì, vabbè, rispondi a me ora. L'ultimo interpello risale al 2014 dall'Agenzia delle Entrate. Io non voglio viola. Dopo il 2014 c'è stata anche la sentenza della Corte Costituzionale, ci sono state tante altre cose, tanti altri decreti, eccetera. Poi cosa costa rispondere? Vabbè, ora lo mando a te, no, va benissimo, io aspetto pure da Roma. Il tempo sta passando, vabbè. Comunque andrò avanti con queste delibere, poi vedremo come si evolveranno le cose. Tanto, peggio di così. E non dico noi vogliamo andare, allora già stiamo messi male, speriamo il bene. E ora, non so se i miei colleghi tanto avete sentito, no? Dalla dottoressa Randaccio, avete sentito il discorso. È un tema talmente vasto, complesso, delicato, che non si capisce così in due parole. Bisogna veramente prendere tutto in mano, tutte le leggi, e studiarle per bene, perché ci sono tante interpretazioni. Però credetemi, l'interpretazione porta solo a un punto, quello che la Sardegna è zona franca. Lo è. Io non sto legiferando come qualcuno ha detto. Ma su Comune Giovane che deve fare? Con la delibera del Comune Giovane cosa vuole fare? Dove vuole arrivare? Alla Luna? Non vuole arrivare da nessuna parte, ma io voglio soltanto far applicare le leggi che già esistono. Altrimenti siamo arrivati a un bivio. Gennaio 2018 ci dicano: guardate, sindaco, le sue delibere sono illegittime, non servono a niente. Però con queste carte e con le leggi o ne abroghiamo di quelle già esistenti, e sarà molto difficile, oppure affrontiamo il problema ora, perché da ora io dico che siamo arrivati a un bivio importante e dobbiamo dire, o ci devono dire: potrà essere zona franca per questo, per questo e per quest'altro motivo. Le mie delibere sono ben nutrite e corredate da tutti gli articoli di legge possibili e immaginabili. Oppure, ecco, non si potrà fare per questo motivo, basta. Le risposte vogliamo, in modo che la Sardegna venga veramente liberata da questo nodo che veramente ci immobilizza da 20 anni, e noi dobbiamo essere liberi e certi di quello che dobbiamo fare. Poi per quanto riguarda le campagne elettorali, che non mi interessano proprio, votate chi volete, ma guardate anche nei programmi, se c'è la zona franca, perché la zona franca non è un'invenzione di Maria Rosaria Randaccio, né tantomeno mia, ma è legge. Grazie.